Beh, una giornata super storica, direi che è un grande obiettivo, è il punto di partenza, un punto solido, abbiamo messo i piedi sul terreno solido e da qui non si può che andare avanti, non si torna indietro. Abbandonata la spesa storica, si fa bisogni standard, con partecipazione su più aliquote e tributi, le 23 materie, quelle previste dalla Costituzione, e poi ovviamente la costituzione della Commissione paritetica, che è un'istituzione che già esiste nelle province autonome di Trento e Bolzano. Già, questo 28 febbraio 2018 è proprio una giornata super storica, soprattutto per il Veneto. Palpabile l'emozione del governatore Luca Zaia a Roma per la firma del preaccordo sull'autonomia, un passo importante, una pietra miliare nel pieno rispetto della Costituzione italiana che vi abbiamo mostrato in diretta nel corso delle edizioni di pranzo dei nostri telegiornali. La nostra regione forte, anzi fortissima di un referendum che ha visto andare alle urne quasi 2 milioni di veneti, che per il 98% hanno detto sì all'autonomia, segna il percorso. E oggi c'è di mezzo un popolo che ha dato un'indicazione, per cui per noi non si torna indietro, a prescindere da maggioranze, da larghe intese, piccole intese o altre robe del genere, noi vogliamo l'autonomia. Il Veneto ha aperto la strada. Ha aperto la strada, una strada per il Veneto e per tutti quelli che la seguiranno, perché troveranno anche le procedure già stabilite, procedure che noi non abbiamo trovato. Presente alla firma assieme a Zaia il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa, il governatore della Lombardia Roberto Maroni e quello dell'Emilia Stefano Bonaccini. Un traguardo importante, dicevamo, dopo aver aperto i 5 tavoli in materia di sanità, istruzione, ambiente, lavoro e rapporti con l'Europa, il Veneto punta ai 18 rimanenti per poi chiudere l'intesa che avrà durata 10 anni, rinnovabili, all'8º un tagliando, come lo chiama il presidente Zaia, che aggiunge: Io penso che diventerà virale l'autonomia, che esattamente era nelle corde dei padri costituenti, e diventerà virale, non è un caso che ci sia il Veneto, che ci sia la Lombardia, l'Emilia Romagna, che Liguria chiede, che Piemonte chiede, che la Campania chiede, che la Puglia chiede, per cui questa diventerà virale ed endemica.